In mezzo al Carso Triestino, nei pressi di Basovizza, sorge Elettra Sincrotrone Trieste. L'impianto, disponibile per l'utilizzo da parte delle comunità scientifiche italiane e internazionali, ospita numerose sorgenti di luce ultraintensa, in particolare raggi X. Il laboratorio di Elettra viene costruito nel 1987 insieme all'Area Science Park per soddisfare la crescente richiesta, all'epoca, di strutture scientifiche e ricercatori. Si componeva inizialmente di un anello di accumulazione, che è quello che vediamo oggi, e di un acceleratore lineare chiamato LINAC. Quest'ultimo è stato poi aggiornato e potenziato per ampliare le possibilità del centro di ricerca. Elettra offre diversi laboratori in un efficiente sistema che unisce chimica e fisica per lo studio dei materiali a livello molecolare. Copre infatti tutto lo spettro elettromagnetico. Noi studenti abbiamo partecipato infatti a ben 2 esperimenti. Il primo in un laboratorio con spettroscopia Raman, dove abbiamo analizzato una soluzione di acqua e trealosi in soluzione omeopatica. Nel secondo, invece, abbiamo posto sotto radiazione infrarossa molecole di DNA, albumina e trealosio, per capire come i ricercatori scoprono la natura delle molecole. Ma come è stato possibile per noi accedere a queste strutture così all'avanguardia? Con il progetto regionale PAGES, acronimo di pianificazione e gestione di un esperimento scientifico in un centro di ricerca internazionale, con l'obiettivo di introdurre i giovani al mondo della ricerca scientifica. Abbiamo partecipato inizialmente ad alcune lezioni che ci hanno fornito le basi di funzionamento del sincrotrone, per poi scoprire le fasi dell'evoluzione di una ricerca, dalla sua concezione alla pubblicazione su rivista specializzata. L'esperienza si è rivelata stimolante e costruttiva, anche ai fini del nostro orientamento universitario e lavorativo.